Quasi 130 milioni di euro l'anno per i prossimi 6 anni a disposizione della Regione Veneto per la formazione professionale. Un tesoretto di 764 milioni che la Commissione europea ha deciso di affidare per il periodo 2014-2020 approvando il POR, o Piano Operativo Regionale. Usciamo da una programmazione che ha tenuto conto della crisi, quindi della grande difficoltà della trasformazione, ma che ha saputo portare dei risultati. Noi siamo abituati a ragionare con i risultati e a far vedere le politiche del governo regionale. Governo regionale che con le sue politiche ha fatto sì che la disoccupazione fosse la minore possibile, ma non rispetto a regioni magari del sud che hanno difficoltà diverse, ma anche rispetto a Friuli, Venezia Giulia e Emilia Romagna che sono quasi uguali a noi. Il buon lavoro del Veneto con i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo era stato recentemente riconosciuto dallo stesso commissario dell'Unione Europea al lavoro e alle politiche sociali, Marianne Thyssen, ed era stato un intervento durante l'Assemblea comunitaria dove spiegava l'importanza di come verranno investiti questi fondi, perché il regolamento FSE fino al 2020 include priorità di investimento per l'assistenza sociale e l'accesso alla formazione permanente. In pratica anche gli esodati potranno usufruire di misure nell'ambito del Fondo Sociale Europeo. È stata una delle prime regioni il cui programma è stato approvato già prima di Natale, quindi l'anno scorso, e vediamo che è una regione che ha fatto delle scelte precise nel campo appunto della formazione iniziale, nel campo puntando sull'export e puntando sull'impresa come motore centrale, e l'impresa col suo capitale umano, perché è sul capitale umano che va a intervenire il fondo sociale. Le azioni programmate dalla Regione Veneto comprendono iniziative di gestione del fattore età e vorrebbero favorire le staffette intergenerazionali e anche il ricambio, ma pure altre misure per valorizzare e trasferire le competenze e l'esperienza ai lavoratori più giovani.